Allora, benvenuti allo Stadio dei Pirati per questa terza giornata, per la quinta partita, questo 29 aprile 2023. Oggi abbiamo la Mediolano New Rimini che giocherà in casa con il Porto Sant'Elpidio. Alle 15 è prevista l'inizio della partita e abbiamo una leggera pioggerellina in campo, non dovrebbe compromettere l'inizio della partita, però diciamo così non è proprio una bella giornata primaverile, insomma, purtroppo. E quindi eccoci qua. Purtroppo allora, io sono Enrico Bonnemei, dopo cederò la parola a Gabrielli, anzi faremo probabilmente la telecronaca assieme. Adesso stiamo aspettando la disposizione in campo delle squadre e l'inno nazionale per l'inizio di questa gara. Abbiamo la disposizione in campo della New Rimini che è passata prima, ma ve la dico. Il nostro lanciatore sarà Ridolfi, Francesco. Il nostro ricevitore sarà Signorile Tommaso. In prima base abbiamo Gabriele Andrea, seconda base Perazzini Enrico. Abbiamo terza base Cifalino Thomas, interbase Cortesi Iuri, esterno sinistro Focchi Amedeo, esterno centro Pini Romano Santiago, esterno destro Gabriele Andrea. Scusate, prima base è Canuti Thomas, prima base Canuti Thomas, esterno destro e Andrea Gabrielli. Ecco che le squadre si stanno disponendo in campo per l'inno nazionale.
Terminato l'inno nazionale, scambio di documenti a casa. Ecco, lascio la diretta a Andrea Gabrielli che è fianco a me. Buon pomeriggio dallo stadio di baseball Rino Zangheri, terza giornata per la Mediolano New Rimini che si incrocia le mazze con il Porto Sant'Ilpidio. Sappiamo la Mediolanum è fino adesso a punteggio pieno, 4 partite vinte, mentre il Porto Sant'Ilpidio ha fatto solamente una giornata, perché la seconda giornata, perché la prima l'ha saltata per maltempo, con una vittoria e un pareggio. Vediamo nel frattempo che gli arbitri, Casabase, Costantini Jacopo e in prima base Flocuzio Gianluca stanno terminando la parte, diciamo, burocratica, passatemi il termine, per l'avvio della partita. Nel frattempo vi do le line-up della squadra ospite del Porto Sant'Ilpidio. Il primo a presentarsi in battuta sarà Nicolò Belà, che con il numero 46, seconda base. Poi a seguire Apariccio Velos con il numero 7, esterno sinistro. Terzo nelle line-up Luca Luciani, interbase con il numero 27. Quarto Rosario Ramirez, esterno destro con il numero 18. Quinto in battuta Carlos Pezzullo, prima base con il numero 10. Sesto in battuta Eros Franca, ricevitore numero 21. Settimo in battuta Davide Amurri, esterno centro. A seguire Danny Silvi, battitore designato con il numero 9. E l'ultimo in battuta con nona posizione, numero 2, Gianluca Gori, posizionato in difesa sulla terza base. Il lanciatore partente è Marius Badiou con il numero 30. Ricordiamo che compone la batteria, termina la batteria il ricevitore Eros Franca. Vedete il riscaldamento invece della batteria della Mediolano Rimini con il lanciatore partente Francesco Lindolfi che lo riceve Tommaso Signorile, numero 11. Ultimi lanci di riscaldamento e a breve l'arbitro Jacopo Costantini darà avvio all'incontro. Fianco a me in regia sapete che c'è il tuttofare Enrico Bonemei. Ecco, vedete, l'arbitro ha chiamato nel box di battuta il lead-off Nicolò Belà, numero 46. Primo lancio. Entra subito con uno strike il partente Francesco Ridolfi
strike nella parte bassa interna. Secondo lancio alto, ball. Un ball e uno strike, il conto su Niccolò Bella. Ancora alta, un lancio che rimane alto, la pallina non scende, 2 ball e 1 strike. Palla interna, 3 ball e 1 strike. Quarto ball consecutivo, concede la base ball. Dunque il primo uomo va in base, Niccolò Bella. Nel box il numero 7, Aparicio Velos. Primo tentativo di pick-off, primo lancio. Nulla di fatto. Gira in foul ball, si carica di uno strike. Lancio interno alto, un ball e uno strike. Batte subito sul seconda base. E una valida. Raccoglie l'interbase al limite della terra rossa, ma praticamente non ha tempo per poter assistere o in seconda o in prima base. Due uomini in base dunque, una base ball e il secondo con una valida nel box, Rosario Ramirez. Bunt sulla prima. Bunt è riuscito. Un'altra valida. Ma si viene. Nessun out.
Primo lancio, strike sul numero 4, Rosario Ramirez. Valida. Entra il punto. Primo punto per gli ospiti e basi piene perché il tentativo di sorprendere il corridore in terzo non è riuscito. Nel box di battuta il numero 10 Carlos Pezzullo, una conoscenza del baseball riminese, militato per molti anni come lanciatore nella società storica di Rino Zangheri. Gira subito il primo lancio, battitore mancino, buon contatto. Lancio esterno, ball. Batte una volata al volo. Primo out al volo, ma entra il secondo punto su una volata di sacrificio. Un out, corridori in primo e secondo e 2 punti, 2-0 per la squadra ospite. Secondo out, colto rubando. Ha perso la palla, il terza base, ben dunque arriva salvo. Devi prenderla probabilmente, il risultato è stato che era fatto salvo. Il lancio, non ho visto il lancio a casa base com'era, il lancio un ball, dunque il conto è un ball, uno strike. Nel box di battuta il ricevitore Eros Franca. Dunque con la doppia rubata i corridori avversari si posizionano sulla terza e sulla seconda base. Bunt, secondo out.
gira subito il primo lancio, il numero 42, Davide Amurri, il settimo del line-up. Secondo lancio girato, swing a vuoto, 2 strike. E primo K, ultimo out, termina la parte alta del primo inning, 2-0 per il Porto Sant'Egidio. Pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio dei Pirati Rino Zangheri, parte bassa del primo inning nel box il lead-off Enrico Perazzini. Ricordiamo la batteria della squadra ospite, il lanciatore partenti Marius Badiu, lanciatore mancino, e lo riceve Eros Franca. Parte subito con un lancio nella parte bassa, a me sembrava più un ball, però l'arbitro non è del mio avviso e dà subito uno strike. Secondo lancio ball, per poco non colpisce la scarpa del battitore Enrico Perazzini, un ball e uno strike. Batte subito la prima palla, era il terzo lancio, atto al volo F7, l'esterno sinistro
prende una facile palla al volo. Nel box Amedeo Focchi. Entra subito con uno strike, un lancio con delle parabole curve, batte la seconda sul valida subito Focchi sul lanciatore, passa sul cuscino di prima base, pertanto prima valida anche per la Mediolanum New Rimini. Nel box Thomas Canuti. Settore mancino, bisogna stare attenti, sicuramente Focchi non può prendere molto spazio, palla lancio basso che il catcher blocca ottimamente, evitando così un tentativo di rubata di Amedeo Focchi sulla prima base, un ball. Primo pick-off, vedete il mancino è più avvantaggiato perché di fatto vede sempre di fronte la prima base e riesce a controllare con maggior semplicità la posizione del corridore. Lancio interno che l'arbitro battezza strike, un ball, uno strike e conto, ricordiamo un out. Batte una rimbalzante verso l'interbase, doppio gioco e così termina il primo attacco, il primo inning, 2-0 e pubblicità. Di nuovo in linea, stadio Rino Zangheri, terza giornata, parte alta del secondo inning, punteggio 2-0 per il Porto Sant'Elpidio. Nel box di battuta il numero 7
del line-up Davide Amurri, 42 di casacca. No, scusate, il numero 9, scusatemi. Colpito. Mi sono perso prima un coso. Colpito primo uomo in base ecco un pick-off nel box l'ultimo del line-up, Gianluca Gori, terza base. Lancio sì, molto interno. Primo ball porta a rubare la seconda base il DH Danny Silvi. Altro lancio interno, secondo ball. Tentativo di cogliere fuori base il corridore in seconda non riuscito sul terzo ball. 3 ball, 0 strike sul Gianluca Gori. Quarto ball, seconda base su ball concessa dal partente Francesco Ridolfi. Prima e seconda base occupata, 0 out e di nuovo il lead off Nicolò Belà. Parte con uno strike, parte alta dell'area dello strike. Bunt, primo out, no, è arrivato salvo, out, ho visto bene, però porta ad avanzare in seconda e terza base i corridori.
Non ho visto l'assistenza, com'è stata? Mi aiuti? Chi l'ha raccolto? Chi ha raccolto? Chi l'ha raccolta la palla? Ah, dunque, eliminazione 1-3. Raccoglie il lanciatore e assiste il primo base. Un out, corridoio in seconda e terza base, battuta, out al volo, e secondo out, colto sul tentativo di arrivare a casa il numero 9, Danny Silvi, il DH, secondo out, out al volo dall'esterno centro, bellissima assistenza. Terzo. Auto al volo, eliminato. Due, sì, noi mandiamo a pubblicità perché sono 3 out. Di nuovo in linea, parte bassa del secondo inning, sempre 2-0 per la squadra ospite, il Porto Sant'Epidio. Nel box di battuta Davide Bonemei, il quarto del line-up, lascia passare il primo strike, lo guarda con attenzione. Palla alta, un ball, uno strike su Davide Bonemei, DH della Mediolano New Rimini. Battitore designato DH, chiaramente. Gira il terzo strike, uno swing. Il terzo lancio, uno swing, secondo strike. Un ball e 2 strike. Deve difendere il piatto. Batte, rompe la mazza sull'interbase che raccoglie, assiste per un'eliminazione 6-4. Nel box Andrea Gabrielli, esterno destro, oggi con il numero 0. Lanciatore mancino, non particolarmente veloce per adesso, una palla, una traiettoria leggermente sempre curva, un out. Batti subito la prima palla, raccoglie il terza base. Si raccoglie e anche se si ribalta sulla base fa l'out.
assistenza 6 e 5-4. 5-3, scusatemi. Sono 5-4, io con i numeri. 6-3. Due out nel box. Tommaso Signorile. Primo lancio largo, esterno, ball. Tommaso Signorile, ricevitore. Entra questa volta con uno strike, un ball e uno strike. Lancio pazzo, 2 ball e uno strike. Difende in foul. 2-2 il conto su Tommaso Signorile. Conto pieno. Terzo ball. Base su ball, prima base su ball concessa dal partente Marius Badiou. Nel box con il settimo del line-up Thomas Cifalino. Primo lancio un ball. Batte una palla verso il seconda base, palla facile, raccoglie ed elimina 4-3. Terzo out e termina il secondo inning sul punteggio 2-0 per il Porto Sant'Elpidio. Pubblicità.
Parte alta del terzo inning nel box di battuta per la seconda volta Luca Luciani, numero 27, interbase, autore prima della prima valida della partita. Ancora nel pedana Francesco Ridolfi. Gira subito in foul il primo lancio, foul a destra, scarica di uno strike. Luca Luciani. Batte sempre in foul, stessa direzione. Si carica del secondo strike. Palla alta, facile preda del seconda base, primo out. F4, out al volo. Nel box Rosario Ramirez, che anche lui è autore di una valida nel primo turno, numero 18, esterno destro. Un out, nessuno in base questa volta. Gira il primo lancio, la palla mossa, un cambio di velocità, sembrava. Primo strike sull'esterno destro. Batte una palla rimbalzante, raccolta e assistenza. Secondo out, 5-3. Nel box Carlos Pizzullo, autore di una volata di sacrificio, che ha fatto entrare il punto. Lo ricordiamo, nel Rimini. 2 out. Battitore Mancino batte una volata verso l'esterno sinistro che raccoglie, fa e termina velocemente il terzo attacco, fortunatamente per la Mediolanum, e noi andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea, parte bassa del terzo inning, ancora la Mediolanum Rimini sotto di 2 punti, causa la non ottimale partenza del lanciatore
di Francesco e soprattutto anche di qualche sbavatura difensiva nel box di battuta. Yuri Cortesi, prima apparizione al piatto, lascia passare il primo strike. L'ottavo del line-up. E gira il secondo lancio in modo profondo, ma ahimè in foul ball a sinistra. Si carica di 2 strike, adesso deve difendere sicuramente il piatto, deve cercare il contatto con la pallina, possibilmente sul campo, e lascia passare il terzo strike, causa l'eliminazione al piatto. K guardato nel box Romano Pini, il nono del line-up. All'alta, ball. Gira il secondo strike in foul a destra, un ball e uno strike su Romano Pini. Bunt in foul, 2 ball, un ball e 2 strike. Adesso sicuramente con due strike non può più tentare il bunt, in quanto se va in foul verrebbe automaticamente eliminato, deve per forza tentare la valida. Secondo ball, palla molto esterna, almeno 10 cm fuori dal piatto. E gira la palla che era destinata al foul ball, seconda eliminazione. Sì, era un ball, scusatemi, non un foul ball. Secondo out, inizia il secondo giro del line-up con lead off Enrico Grazzini. Seconda apparizione, dunque dovrebbe aver già conoscere i lanci. Lascia sfilare il primo strike nella parte bassa dell'area. Batte, è una valida, bella valida, a terra di nessuno. Nel box Amedeo Focchi, 2 out. Il manager Zucconi tramite il codice segreto ha chiamato lo schema ai giocatori in campo.
2 out, corridore in prima, Amedeo Focchi nel box, palla esternissima, buona parata del catcher che evita una rubata sicura. Pick off senza nulla di fatto. Colto rubando. Mandiamo la pubblicità. Quarto inning, quarto attacco dunque per il Porta Sant'Elpidio, ancora in vantaggio 2-0. Nel box di battuta Eros Franca, primo ball, lancio interno non molto controllato da parte di Francesco Ridolfi. Stavolta entra con lo strike, uno strike brava la parte interna, un ball e uno strike, altro strike, bello strike, va in vantaggio, un ball, 2 strike, forza Francesco. Batte verso il seconda base che raccoglie, assiste per eliminazione, 4-3. Assiste chiaramente in prima base. Nel box il numero 7 del line-up, Davide Amurri, con il numero 42. Bella palla, uno slider che entra nell'area dello strike, guardato dal battitore Davide Murino, che è esterno centro.
Secondo strike, altra palla curva che entra nel filo esterno. Ball. Era chiamato la palla qua, e bello strike out, palla interna girata, secondo K su Amurri Davide, nel box il battitore designato Danny Silvi. Due out, nessun corridore sulle basi. Entra subito con uno strike nel filo esterno, una sinker, una palla mossa che dall'esterno è rientrata all'ultimo istante. Stavolta stesso lancio ma più esterno, dunque non ce la fa entrare nell'area dello strike. Per il punteggio un ball e uno strike. Palla girata in foul ball, un ball, due strike. Vantaggio per Francesco Ridolfi. Palla curva che esce male dalla mano di Francesco. Due ball, due strike, due out, tutti e due sul tabellone. Conto pieno, conto pieno. Strike out con swing, secondo K consecutivo, e termina il quarto attacco sempre con il punteggio 2 per il Porto Sant'Elpidio, 0 per la Mediolano Union Rimini. Pubblicità. Nuovo in linea, parte bassa del quarto inning. Ancora la Mediolanum New Rimini a secco con il punteggio. Nel box Amedeo Focchi, che non aveva terminato il turno precedente in quanto è stato fatto il terzo out sulle basi, colto rubando Enrico Perazzini
sulla seconda base, colto per tentare a rullare la seconda base. Primo lancio pazzo, ball. Strike su un tentativo di bunt non si è mostrato ma non effettuato di Focchi. 1-1. Palla bassa, ball. Lanci tutti con un effetto, diciamo, sembrano tutti slider del mancino partente Marius Badiou. Ancora ball, 3 ball, 1 strike. E questa volta lo stesso lancio precedente lo chiama strike. Conto pieno su Amedeo Focchi, sembrava una palla molto bassa. E chiama lo strike out, una palla che tutto il pubblico ha visto fuori dall'area dello strike. Primo eliminato. Primo lancio ball. Secondo lancio ball. Terzo lancio ball, tutti i lanci bassi. Sì, dopo un'ora di gioco siamo ancora alla parte bassa del quarto inning. Ancora lancio pazzo, base sul ball per Canuti. Nel box Davide Bonemei. Lancio basso, ball. Ancora lancio basso, secondo ball.
Vediamo che intanto si sta scaldando un lanciatore del Porto Sant'Ilpidio. Terzo ball consecutivo. L'arbitro chiama uno strike, non era dell'avviso il Davide Bonemei, perché correva verso la prima per il quarto ball per lui, ma l'arbitro lo blocca chiamando strike. Il lanciatore vediamo che si sistema, si riposiziona in pedana. 3 ball e uno strike su Davide Bonemei. Gira uno swing, un lancio che era sicuramente destinato a strike. Conto pieno su Davide Bonemei. Adesso deve difendere il piatto Davide. Tutto quello che somiglia a uno strike lo deve girare. Base su ball, seconda base su ball consecutiva per il partente Marius Badu. Fino adesso buona prestazione, un out, corridore in prima e seconda, nel box di battuta Andrea Gabrielli. Entra, non entra, parte bassa sempre del ball, un ball. Chiaramente un lanciatore che lavora molto sui fili, con questa palla mossa, ancora, no, questo non può essere strike. Un ball e uno strike, una palla più bassa della precedente, questa volta chiamata strike. Gira in foul. Un ball e uno strike su Andrea Gabrielli. Palla battuta verso l'interbase per doppio gioco chiamato, ma il
Allora, parte alta del quinto inning, senza un attacco potenzialmente valido, il quarto del Rimini poi si è concluso con delle chiamate arbitrali un po' dubbie. Parte ancora il partente, lancia il primo strike sull'ultimo del line-up, Gianluca Gori, seconda apparizione al piatto per Gori. Secondo strike su Gori, numero 2, terza base. Questo sembrava uno strike sul filo, l'arbitro non è dell'avviso, un ball, 2 strike. Una palla curva girata in foul, sempre conteggio invariato, un ball, 2 strike. Una curva out al volo dell'esterno destro, F9 Andrea Gabrielli fa una bella eliminazione con una corsa in diagonale, una battuta corta e di nuovo terza apparizione del lead-off sul piatto Nicolò Belà. Primo lancio strike. Una volta in base su ball, una volta eliminato. Ancora un bel lancio sul filo, forse rimane alto, un ball e uno strike. Filo esterno. Alla curva girata in foul, un ball, 2 strike. Strike out, guardato. Secondo out nel box di battuta, Aparicio Velos, esterno sinistro. Secondo battitore. Una curva che non scende nell'area dello strike, dunque rimane ball. Strike battuto. È valida. È stato lento.
Dunque, sull'arrivo in base, l'arbitro ha visto salvo il corridore, una battuta rimbalzante che è stata presa dal lanciatore. Il numero 27, il terzo line-up Luca Luciani, guarda il primo lancio. Base rubata dal corridore su un ball. Alla battuta sull'iter base che raccoglie, assiste, eliminazione 6-3, eliminazione non del tutto banale. Termina il quinto attacco e noi andiamo in pubblicità con il punteggio 2 Porto Sant'Elpidio, 0 Rimini. Parte alta, parte bassa del quinto inning dallo stadio dei Pirati. Nel box di battuta Tommaso Signorile della Mediolanum New Rimini. Punteggio ancora 2-0 per il Porto Sant'Elpidio, 2 punti messi a segno nel primo inning a seguito di varie sbavature della squadra locale. Primo lancio ball su Signorile, ancora nella pedana il partente Marius Badiu. Secondo lancio ball. Entra con il terzo lancio nell'area dello strike, una dritta. Tre ball e uno strike alla interna.
palla battuta, raccoglie, errore, arriva a salvo su errore. Ne sentiamo, valida o errore? Valida. Valida. Allora, una base su ball e una valida per il nostro catcher Tommaso Signorile. Nel box di battuta Thomas Cifalinò. Primo lancio ball. Pick-off, nulla di fatto. Signorile non si stacca. Secondo ball. Sì, un tentativo di bunt, ma il lancio l'ha visto che non era nell'area dello strike. Ottima scelta di Thomas Cifalinò. 2 ball sul suo conto. Palla altissima. Terzo ball. Tre ball, 0 strike, 0 out, corridore in prima. Due punti da recuperare per la Mediolano Union Rimini. Entra con il quarto lancio nell'area dello strike, guardato da Thomas Cifalinò. La palla bassa e giustamente nel dubbio l'ha lasciata passare. Bunt verso il primo, bunt di sacrificio, porta il corridore in sul secondo cuscino, e adesso Yuri Cortesi con l'uomo potenzialmente a punto si trova ad affrontare prima volta, no, non è la prima volta che il lanciatore ha corridore in seconda. Un out dunque, gira subito il primo lancio in foul. Si carica di uno strike. Lancio ball. Bella battuta che per poco non entra in gioco.
ma in foul sulla sinistra, un ball, 2 strike. Se passava questa sicuramente era una battuta che faceva male, poteva portare il punto per la Mediolanum New Rimini. Ancora si difende in foul. Sempre conto invariato, un ball, 2 strike. Vai. Un ball, 2 strike, un out. Bella valida, nella terra di nessuno. Corridori agli angoli, bella valida di Yuri Cortesi. Un out, corridori agli angoli nel box. Francesco Ridolfi. Scusatemi, Romano Pini, mi sono completamente sbagliato. Romano Pini nel box, un out, corridori agli angoli. Adesso vediamo come chiama il gioco il manager della Mediolanum con i corridori all'angolo. Probabilmente chiederà una rubata al corridore di prima per far entrare il punto. Primo lancio, ball, ottimo catcher, non ha perso praticamente nessuna palla fino adesso. Un ball, un out, sempre corridori agli angoli, parte bassa del quinto inning. Ancora sulla pedana il partente Marius Badiou. Chiama uno strike veramente raccolto a terra dal catcher con il disappunto del pubblico. Un ball e uno strike. Sì, praticamente il catcher raccoglie la palla da terra. Il prima base ferma una palla sicuramente non facile. Ancora secondo tentativo di pick off. Secondo ball, 2 ball e uno strike su Romano Pini, il nono uomo del line-up della Mediolanum New Rimini. Ancora Yuri Cortesi sul cuscino di prima, con un lanciatore Mancini è difficile rubare. Terzo lancio, ball, poteva essere questo il cuscini pieni, ma così non ha visto l'arbitro. Una visita ovviamente del prima base.
termina la breve visita del prima base, ricordiamo Carlos Pezzullo, sul punteggio di 3 bolle e 1 strike. Ancora Romano Pini nel box di battuta. Entra il punto e valida di Romano Pini, entra il punto. Dunque muove il cartellino, muove il tabellone, la Mediolano Union Rimini, sempre due corridori sulle basi, seconda e prima base. Nel box di battuta per la terza apparizione Enrico Perazzini, un out. Questa volta Pezzullo non riesce a fare l'out. Primo lancio girato da Perazzini per portare i corridori in avanti, girata in foul, alla che batte sulla rete di protezione davanti a noi. Valida! Grande valida! Ed entra il punto del pareggio. Seconda valida consecutiva di Perazzini. Tre valide consecutive della Mediolano Union Rimini portano in pareggio la squadra e lasciano i corridori, sempre due corridori agli angoli. Un corridore veloce Romano Pini, ma anche lo stesso Enrico Perazzini non scherza a vedere Focchi nel box, un out. Probabilmente il battente Marius Bario comincia a sentire i lanci sul braccio, lancio fuori dall'area dello strike di almeno mezzo metro, ottimamente parato dal catcher Eros Franca. Secondo ball, adesso non è più preciso come nei primi 2 o 3 inning il partente, colpito per 3 volte consecutivo dalle mazze della Mediolano Union Rimini. E per un palmo non entra in gioco questa battuta di Amedeo Focchi. Dunque 2 ball e 1 strike. Lancio pazzo, e questo è il punto del sorpasso. Dunque per la prima volta la Mediolanum va in vantaggio in questa partita 3-2. Il nostro ottimo regista ha aggiornato il punteggio, vedrete, i telespettatori lo potranno vedere sul loro monitor. Il conteggio dovrebbe essere 3 ball e 1 strike.
Base su ball per Amedeo Focchi. Nel box, prima e seconda occupata, visita questa volta, credo definitiva probabilmente. Box di battuta, Thomas Canuti. Noi mandiamo la pubblicità intanto che c'è la visita. Prendiamo la diretta nella parte bassa del quinto inning con un out, un buon inning del Rimini. Fino adesso lo ha portato in vantaggio dopo aver incassato 2 punti al primo inning. 3-2 il punteggio. Nel box di battuta Thomas Canuti, e sostituzione nel monte di lancio per la squadra avversaria. Entra Daniele Miconi, sostituisce il partente Marius Badiu. Primo lancio per il rilievo, pala alta, guardata giustamente da Thomas. Un lanciatore che lancia dei sotto, come si chiamano, dei sottomarini, dei siluri. Sì, sì, perché lancia da molto basso, non dall'alto come dal fianco, sì. Chiamare di nuovo gioco, palla battuta, è out, scelta difesa, tentativo di doppio gioco, però arriva sul lancio sbagliato, sempre corridori agli angoli con 2 out per Razzini, che correva per forza, doveva correre in seconda, aveva il gioco forzato.
una rimbalzante. Sì, doveva correre in terza dalla seconda alla terza. Adesso nel box di battuta il DH Davide Bonemei. No, beh, non è forzato nemmeno. Raccoglie in terza Salvo. Punta a casa e out. Quarto punto, dunque termina. Parte alta del sesto inning, in attacco la squadra ospite, nel box il quarto del line-up, Rosario Ramirez. Ancora sul monte il partente Francesco Ridolfi, primo strike sull'esterno destro Ramirez. Secondo strike su Ramirez. Due strike su Ramirez. 0 ball. Un ball, 2 strike. K, bel K per Francesco Ridolfi, sesto inning iniziato per lui, nel box di battuta Carlos Pezzullo, prima base. Qualche anno fa invece pestava i monti come lanciatore piuttosto che le basi, ma adesso si è, diciamo, sistemato in una posizione meno aggressiva per i muscoli. Primo lancio ball su Pezzullo. Secondo ball. Andiamo. Primo strike, 2 ball e 1 strike.
2-2. Secondo strike su sempre Carlos Pezzullo, un out, 2-2 il conto. Si difende in foul, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Sto chiamato, ho risposto, ma non hai... Allora sono venuto qua. Conto pieno. Bassi su ball per Pezzullo. Nel box il sesto del line-up è Rosso Franca, ricevitore. Entra subito con uno strike sul ricevitore avversario. Non vale a suggerire. Secondo out, colto veramente passeggiando a Pezzullo. Secondo, sì. Ha una giocata che è veramente incomprensibile. O c'era una chiamata che non ha visto nessuno tranne lui. Dunque, 2 out, uno strike sul ricevitore Rosfranca. Secondo strike girato. In foul non riesce il catcher. A fare l'eliminazione, pertanto si salva. Il battitore è Rosso Franca. E strike out, backup. Una buona prestazione per Francesco. Adesso vi conto le eliminazioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 eliminazioni fatte da lui. Pubblicità. E noi mettiamo un altro bello 0 sulla loro casa. Telling me to
parte bassa del sesto inning nel box di battuta Andrea Gabrielli. Primo lancio strike sul rilievo Daniele Miconi. Palla girata, schizzata in foul. Si carica subito di 2 strike Andrea. Adesso devi difendere il piatto. Palla interna. Dunque un ball, 2 strike. E basta quella palla! Scappa. Dove guardi? Chiama uno strike. Primo lancio strike su Tommaso Signorile. Secondo strike. Ball. Un ball, 2 strike su Tommaso Signorile. Secondo ball. Valida, bella valida. Nel box Thomas Cifarino.
Altra valida di Cifalino, terra di nessuno. Salta base cade, quindi Nel box Yuri Cortesi. prima e seconda. Sì, corridori prima e seconda, un out nel box Yuri Cortesi. Palla esterna. Ball. Secondo ball. Tende chiaramente, dopo aver preso delle valide, cerca di lavorare molto sui fili, chiamato anche dal catcher questo lancio. 2 ball. Questa volta è strike. Gira in out al volo. F2. Sì, una palla che si alza in verticale sul ricevitore nel box Romano Pini. Due out, sempre corridori in prima e seconda base. Chiama strike l'arbitro, una palla che era fuori dal piatto. Si difende in foul. Secondo strike. Bella, bella valida. Direi un triplo. 2 punti. Un bel primo triplo della partita con 2 RBI. Quarta apparizione al piatto per Enrico Perazzini.
2 out, corridore in terza, lancio alto, è valida di Perazzini, terza valida consecutiva di Perazzini nel box Amedeo Focchi. Il punteggio si arrotonda a 7-3, 7-2, scusatemi. Sette chiaramente per la Mediolanum New Rimini, 2 punti per il Porto Sant'Elpidio. Lancio basso. Intanto si sta scaldando ancora un rilievo per la squadra ospite. Lancio pazzo ottimamente bloccato dal catcher. Terzo ball. Sì, mi comunicano dalla regia che abbiamo raggiunto la seconda ora di gioco, dunque secondo ball, non terzo ball. Stavolta l'arbitro chiama uno strike sul filo esterno, probabilmente. Due ball, uno strike, 2 out. Corridore sempre Enrico Virazzini in prima. Curva 2-2. Adesso Medeo è costretto a difendere il piatto. Una ribalzante verso la seconda, raccolta dal seconda base per una facile eliminazione 4-3. Termina così il sesto attacco, punteggio 7-2 per la Mediolanum New Rimini. Pubblicità. Primo lancio sul
di Ridolfi, che inizia anche la settima ripresa su Davide Amurri, terza apparizione per Amurri. Batte in foul. Un ball, uno strike. Bel lancio, swing. Un ball, due strike. Valida su pitcher. No, non valida. Out. Bella presa. Sembrava una valida, invece chi ha tirato? Ha tirato il Yuri, l'Inter base. Allora, eliminazione 6-3. Nel box Danny Silvi, battitore designato del Porto Sant'Elpidio. Sembrava una valida, in realtà è arrivata lenta, ha raccolto l'interbase e ha tirato, probabilmente anche non aiutato da una corsa veloce del battitore. Primo lancio ball sul DH, Danny. Secondo lancio ball. Probabilmente comincia a sentire i suoi oltre 90 anni, immagino, di Francesco Ridolfi. Questa a me somigliava molto a uno strike, così non è l'arbitro d'accordo. Terzo ball. Questo è un battitore alto, però quello era... Base su ball. Il settimo inning, Sì, parte alta del settimo inning, visita dell'allenatore di Daniele Del Bianco, allenatore del PC in Cossi, mi dicono, io invece vi dico in italiano, allenatore dei lanciatori. Vediamo, si accerta dello stato del braccio e ancora fiducia per il partente nel box. Dunque termina la visita nel box di battuta il numero 9 Gianluca Gori. Entra subito con un bello strike sul filo esterno. Ricordiamo corridore in prima base per il Porto Sant'Elpidio. Secondo strike girato e tentativo di cogliere rubando il corridore, che proprio per poco non riesce.
frattempo un pallido apparire del sole, bella lancio che l'arbitro non lo chiama. Out in seconda scelta difesa. Sì, ha perso l'interbase per il doppio gioco, però un out c'è. E terza apparizione, scusatemi, quarta apparizione per l'Idoff Nicolò Belà. Il numero 46, 2 out, corridore sempre in prima. Scende Ridolfi a 6.2 e nel monte sale il rilievo. Adesso vediamolo, non lo vediamo. Numero 20. Boh, adesso no. Noi mandiamo la pubblicità nel frattempo. Allora, sempre parte alta del settimo inning con 2 out. Francesco Tarassi rileva il partente, l'ottimo partente Francesco Ridolfi. Dunque 2 out, primo lancio sull'Idoff che gira la prima palla e scarica subito di uno strike. Secondo lancio sempre alto, questa volta l'Idoff non gira giustamente la massa. Bello strike, stavolta dall'interno si sposta più sull'esterno, un ball, 2 strike, sempre 2 out, corridori in prima. Palla alta, no, valida, una valida.
Corridori agli angoli. Nel box il secondo del line-up per la quarta apparizione, Aparicio Velos. Si parte con una palla alta interna, un ball dunque. Ricordiamo corridore agli angoli. Entra con lo strike, bello strike nella parte bassa dell'area. 1-1 il conto su Velos. Il conto su Velos. Palla interna, ball. Valida, entra il punto con una valida sull'esterno sinistro. Dunque si muove ed entra il terzo punto per il Porto Sant'Elpidio per il punteggio provvisorio di 7-3. Sì, corridori in prima e in seconda. Primo lancio, ball. Palla battuta in foul a destra sulle tribune. Un ball e uno strike. Secondo strike. Su Luca Luciani, l'interbase. Un ball, 2 strike, 2 out. Palla battuta. Assistenza 6-3. Procura il terzo out.
Ancora dallo stadio dei Pirati, Rino Zangheri, primo scontro della terza giornata tra il Porto Sant'Elpidio e la squadra locale Mediolano Union Rimini. Parte bassa del settimo inning, punteggio 7 per la Mediolanum, 3 per il Porto Sant'Elpidio. 2 punti fatti dalla squadra ospite, 2 punti al primo, 1 punto al settimo, mentre 4 punti per la squadra locale al quinto e 3 punti al settimo. Primo lancio, ball del secondo rilievo, Sebastiano Ulissi su Thomas Canuti, terzo del line-up. Lanciatore che tira delle palle molto diciamo mosse. Primo out, F4, out al volo del seconda base. Nel box Davide Bonemei, lanciatore non particolarmente veloce ma sicuramente abile nelle traiettorie. Primo lancio, ball. Dunque non è ancora maggiorenne. Gira il secondo lancio largamente in anticipo. Bisogna a saperla aspettare, aspettare la palla con pazienza e poi colpirla. Anche questo lanciatore del macino. Secondo ball, uno strike. Secondo giro di mazza sul lancio ball. Gira e spizza la palla in foul. Lancio il passo, conto pieno su Bonemei. Palla battuta verso il terza base che raccoglie e assiste per l'eliminazione. 5-3, 2 out nel box di battuta Andrea Gabrielli. Palla esterna, ball. Ancora ball. 2 ball.
strike, una palla curva che scende improvvisamente. Due bolle, uno strike. Stavolta la stessa curva parte male e rimane alta. 3 bolle, uno strike. Out al volo, F8. Per essere eliminato, punteggio fermo, sempre 7 a te. E noi andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio dei Pirati, parte alta dell'ottavo inning, nel box di battuta Carlos, no non è Pezzullo, scusatemi, ma c'è stata una sostituzione probabilmente. No scusa, è Ramirez Rosario. Setre è il primo sbagliato a segnare. Sì, il numero 4 del line-up con un ball e uno strike. Gira in foul. Un ball, 2 strike, Rosario. E bel K, primo K per il rilievo Francesco Tarassi. Adesso Carlos Pezzullo. Due ore e 34 minuti di gioco, parte alta dell'ottavo inning, un out. Primo lancio che l'arbitro non premia con lo strike, è un bel lancio sul filo interno. Dunque un ball su Carlos Pezzullo. Questa volta non può chiamare strike Jacopo Costantini, l'arbitro di Casabase.
lancio basso interno, 2 ball e 1 strike. Palla alta, facile presa al volo, F9. Nel box Eros Frank, primo lancio strike, 2 out. Un ball e uno strike. Secondo il primo ball, chiaramente stavolta non può chiamare, non chiamare strike perché c'è lo swing del battitore. Ancora il conteggio è invariato, un ball, 2 strike. Secondo ball. Valida. Nel box Davide Amurri con il numero 42. E il sole questa volta illumina con più intensità il diamante. Strike. Dai. Secondo swing secondo giro di massa in foul ball. Due strike, 2 out, corridori in prima, ancora in foul. Valida. Seconda valida consecutiva, corridore agli angoli. Nel box Danny Silvi, battitore designato.
corridori agli angoli, l'ottavo primo strike con swing. Pick off. Secondo swing, massimo vantaggio. È valida verso l'esterno e entra il quarto punto. Nel box Gori Gianluca, visita del pitcher coach Daniele Del Bianco e noi mandiamo la pubblicità. Termina la visita, inizia subito di nuovo il gioco, 2 out, corridori prima e seconda base, primo swing sul nono del line-up, Gianluca Gori. Ancora bello, lancio basso di foul, massimo vantaggio, e adesso qui Francesco deve cominciare con mestiere a lanciare delle palle più complicate sui fili, lavorare con gli effetti. Eccolo qua, infatti raccoglie assistenza dell'Interbase, bellissima giocata difensiva, 6-3, e termina l'ottavo attacco sul punteggio di 4 punti per la squadra ospite e 7 punti per la squadra locale. Dovrà cominciare la parte bassa dell'ottavo inning e noi andiamo in pubblicità. Parte bassa dell'ottavo inning, nel box di battuta Tommaso Signorile, il sesto del line-up.
il secondo rilievo, Sebastiano Lissi, lanciatore non molto veloce ma che sa lavorare bene con gli effetti e con i fili dell'area dello strike. Prima lancia che è svenuta sul catto e non è entrata nell'aria, dunque un ball. Questa volta la curva scende improvvisamente e entra nel filo esterno. Un ball e uno strike. Lancio pazzo. 2 ball e uno strike. Palla battuta sul pitcher, eliminazione 1-3, raccoglie il lanciatore e lancia in prima. Nel box di battuta Thomas Cifalinò. Primo lancio ball, lancio che praticamente sui piedi di Thomas Cifalinò, del battitore. E battuta praticamente in bocca all'esterno sinistro, eliminazione F7. Seconda eliminazione relativamente facile per gli ospiti. Nel box Iuri Cortesi. Primo lancio strike. Bella valida di Yui, una bella Texas nella terra di nessuno. Sì, una valida verso l'esterno di sinistra. Nel box Romano Pini, 2 out, rigore in prima. Primo lancio, l'arbitro chiama strike, un lancio sul filo esterno. Una palla che si impenna al centro, eliminazione F8. Termina l'ottavo attacco in modo veloce, sempre sul punteggio 7-4 per la Mediolanum New Rimini. Pubblicità.
Di nuovo dallo stadio Rino Zangheri, terza giornata del campionato Porto Sant'Epidio Mediolanum Rimini, parte alta dell'ultimo inning, del nono inning, speriamo che sia anche l'ultimo, punteggio 7 Mediolanum Rimini, 4 Porto Sant'Epidio. Nel box di battuta il lead-off Nicolò Belà, che incassa il primo strike del rilievo Francesco Tarassi. Secondo lancio strike, primo out in FF3. Benissimo, grande aiuto della difesa nel box di battuta. Il secondo del line-up, Velos Aparicio. Aparicio sarà in spagnolo. Batte subito sul terza base che raccoglie le assiste con una ottima eliminazione, 5-3. Ventiseiesimo eliminato nel box, il terzo del line-up, Luca Luciani. Batte con un ball un po' alto interno. Palla sul filo basso che l'arbitro non premia. 2 ball. Filo esterno, primo strike. Palla che esce male dal guantone, 3 ball e 1 strike. Ricordiamo 2 out. Palla battuta sull'interbase che raccoglie e assiste. 27esima eliminazione, termina la partita con il punteggio 7 Mediolanum 4 per gli ospiti del Porto Sant'Epidio. Cosa dobbiamo dire? Una partenza con qualche difficoltà del partente, ma soprattutto anche qualche errore difensivo, poi ottima prestazione nel centro, diciamo, nel centro dell'inning, tra il quinto e sesto inning, 7 punti fatti, e poi tentativo di recupero del Porto Sant'Epidio sul giovane rilievo che non riesce e termina così la partita. Noi vi diamo appuntamento per la seconda partita della giornata alle ore 20. Taking
a chance.